Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buon pomeriggio, radioascoltatori di Radio Libertà. Oggi parliamo di due casi, uno che si è risolto con una sentenza proprio lunedì sera tardi e un altro che va avanti da tanto. Allora 0292947222 340 670 9659. Ci accompagnerà in questo viaggio in questi due casi oggi Gabriele Moroni, storico collega e storico amico anche di Radio Libertà. Bentornato Gabriele. Buongiorno Laura, sempre grande piacere di essere tuo ospite e un saluto alle amiche e agli amici che ci ascoltano. Grazie. Allora Gabriele, parliamo di di un processo molto particolare per un fatto incredibile. Davvero questa storia ha dell'incredibile, ne abbiamo parlato anche a Radio Libertà, che si è concluso con una sentenza e con 3 ergastoli e una pena a 23 anni proprio lunedì sera. È il caso di Adilma Pereira Carneiro, detta la Mantide di Parabiago. Insomma, tu sei di Parabiago, quindi la conosci bene questa Mantide. Mi fai parlare di una mia concittadina? Ecco, di una tua concittadina, la quale avrebbe, appunto, secondo la sentenza di primo grado, di fatto organizzato l'omicidio del compagno Fabio Ravasio e l'avrebbe fatto in una maniera, diciamo, che avrebbe pure potuto rimanere impunita o sembrare "furba" tra virgolette, se non fosse che, come al solito, poi parleremo di un altro caso molto simile del passato, ha soldato, diciamo, tra virgolette, un po' una banda di inesperti. Cioè lei ha progettato di fingere un incidente stradale, cioè che il compagno morisse in un incidente stradale, in un investimento mentre era in bicicletta. Questo succedeva il 9 agosto 2024. Ma le bugie hanno le gambe corte, quando poi si fanno bene le indagini magari si riesce ad arrivare al quadro di tutto. Ecco, ci vuoi raccontare un po' che cosa, diciamo, perché tu anche l'hai seguito questo caso e l'hai raccontato, che cosa inizialmente subito non ha convinto e quindi poi ha portato a scoperchiare tutto questo giro e questo sistema? Ma guarda Laura, permettimi un'osservazione che non è tanto una battuta. Io credo che se questa gentile signora, anziché al crimine, si fosse dedicata alla politica o all'imprenditoria, sarebbe stato il numero uno, visto la capacità Sì. aggregatrice, la capacità suasoria, la capacità seduttiva che ha rivelato in questa famigerata impresa. E io noto, non so se tu da quella bravissima cronista di Nera sei d'accordo, io noto una specie, come dicono quelli bravi, di iato fra quella che è stata l'organizzazione, che è stata particolarmente meticolosa, accurata. Sulla carta era un piano infatti quello che sì, è vero. E poi dammi anche il tuo parere, poi sentiamo anche chi ci ascolta magari, e poi la traduzione pratica, cioè voglio dirti, c'erano anzitutto era una batteria di soli uomini, e diciamo che nessuno di loro brillava per genialità, ecco, sì. Nessuno di loro aveva la caratura diabolica per recitare fino in fondo la parte che gli era stata assegnata dalla signora. Ma per esempio la targa, la targa ricorderà investitrice questa opera, che era stata
Ricordiamo un attimo che teatro. alla guida dell'auto durante l'incidente famoso c'era suo figlio, cioè, di primo letto, perché lei ha numerosi figli da Sì, vari perché compagni. tornando anche alla base, Igor c'era una Benedito. componente familiare, per cui Sì. c'era Il figlio, il marito sì. vero o segreto che fosse, c'era il figlio, c'era il compagno della figlia, e poi c'erano questi personaggi, l'ex amante. l'ex amante, ecco, quindi la componente familiare. Sì. E poi l'arruolamento di personaggi, insomma, vogliamo definirli come sprovveduti, credulosi, smandruppati, condizionati, quello che va a fare il manipolati. sopralluogo in Vespa, poi va alla sagra del paese e poi capisce tutto, però va in vacanza. Cioè, voglio dirti, sono tutte cose abbastanza. Ecco, anche qui vedi, il numero delle persone, 7 persone arruolate, con tutti i loro limiti che abbiamo detto, è stata anche questo un elemento alla fine di debolezza. E poi il momento economico che è uscito, insomma, abbastanza presto e abbastanza rampante. Certo, che poi non era la prima volta che la mantide, proprio da mantide si è comportata. Ricordiamo che la mantide religiosa è questo insetto che mangia i suoi uomini dopo averli, insomma, dopo essersene sbafata in altri modi lei, se vogliamo dirla, e quindi mai, diciamo, soprannome fu più adatto alla brasiliana, che peraltro, non lo so, tu l'hai vista dal vivo o vabbè, ultimamente non mi sembra, nelle foto quasi sembra più avvenente, non so. Ma insomma, difficile dire, vederla in piena forma, voglio dirti, ma indubbiamente una persona che aveva un suo ascendente, un suo fascino personale, una sua personalità che si imponeva su quella degli altri. Persone che non erano sicuramente dal PM è stata chiamata manipolatrice, incapace di dire la verità. Questo quasi tutti i manipolatori sono dei grandi bugiardi. In questo momento siamo alle prese con uno. Poi è entrata anche, vogliamo metterci in contatto la connotazione magica, vero. ricorso del rito animistico del candomblé, anche qui si è parlato di macumba, eccetera. Ecco, non so fino a che punto tutto questo sia vero, dovrei leggere le carte, ma certamente la signora aveva il fisico del ruolo anche per incarnare quello della sacerdotessa di riti esoterici, se vogliamo. Diciamo che lei ha utilizzato tutto quello che poteva utilizzare per manipolare, assoldare, legare a sé questi uomini. Ha un po' esagerato nel numero, ecco, secondo me. Il numero alla fine, per una volta il numero non è stato forza, ma debolezza. Ma io credo, se posso aggiungere, qui raccolgo anche le voci di persone di Pane Bianco che me ne hanno parlato. Io non ho mai conosciuto Paolo Ravasi, ma alcuni miei amici conoscenti di Pane, credo che forse lui fosse sinceramente attaccato e innamorato di questa donna. Sì? Lui Ravasio, perché anche lui, che poi poverino è quello che, cioè la vittima veramente di questa storia, lui e la sua famiglia. Ricordiamo che comunque lei è stata condannata insieme agli altri a pagare anche un risarcimento alla famiglia. La mamma anziana di Ravasio in aula ha detto insomma che giustizia è stata fatta, e comunque la vittima è lui alla fine, che è morto, perché secondo me è vero che lui ne era rimasto affascinato probabilmente, e quindi come tanti, perché devo dire che succede ogni tanto che gli ometti si fanno affascinare da questo tipo di mantidi e poi alla fine rimangono o con le tasche vuote o vabbè, nel peggiore dei modi, ecco, lei diciamo nel peggiore dei modi. Ma io credo, Laura, che oltre a essere vittima di omicidio, questo fosse stato prima ancora
di essere eliminati in maniera tanto brutale fosse stato tradito nei suoi affetti. Credo che il suo affetto per la donna che aveva vicino fosse un affetto sincero. Sì, tra l'altro avevano figli anche loro due insieme, no? Sì, due bambini, mi due sembra figli, sui 10 due anni. bambini, sì. Bambini ancora piccoli, anche qui dobbiamo anche interrogarci anche qui. su quale sarà il futuro di questi bambini. Tu credi che comunque, diciamo, perché non è facile dimostrare il fatto di essere mandante, no, di un delitto, comunque l'impianto ha retto questa volta. Sì, io direi che al di là dell'accoglimento delle richieste del pubblico ministero, che ricordo aveva chiesto 2 ergastoli di più e 5 ergastoli, l'impianto accusatorio ha tenuto, i ruoli sono stati quelli riconosciuti, quelli indicati dall'accusa, quindi diciamo la geografia della banda, di questa batteria scalcinata, sì, ma fino a un certo punto si è stata ricostruita, i ruoli sono stati assegnati come erano in effetti stati distribuiti, quindi credo che la verità processuale in questo caso coincida anche con la verità, diciamo, storica del fatto. Sì, e ricordiamo che appunto 3 ergastoli, poi 23 anni per Igor Benedito, il figlio, Massimo Ferretti, suo ex amante, che poi non si capiva se era ex, se ancora era amante, 24 anni, Mohamed Daibi a 22 anni, Mirko Piazza 14 anni e 4 mesi e Fabio Oliva a 14 anni. Ovviamente penso che lei continua a ritenersi innocente, dice che non ha fatto nulla e quindi ricorrerà sicuramente in appello. È stata riconosciuta anche la premeditazione. Sì, questo visto quale piano era stato congegnato, credo che sì, diciamo che l'hanno congegnato male, perché la storia della macchina non mi ha, cioè voglio dire, ovviamente tu fai una cosa del genere, la prima cosa che fai la fai sparire la macchina in qualche modo, la bruci piuttosto, è successo diciamo in passato, e invece questi se la mettono nel garage e la distruggi, insomma ci sono tante, ecco un'altra carenza nella traduzione pratica del piano. Poi chi la guidava si era camuffato con una parrucca, ecco, quello che si diceva prima, ecco, questa contraddizione fra un piano sulla carta meticoloso e perfetto e poi una traduzione che è stata pratica, che è stata particolarmente sgangherata e, se posso usare il termine tra tante virgolette, anche ingenua. Sì, è vero. Senti, visto che ci troviamo in questi ultimi 10 minuti di questa prima parte, insomma è notizia, proprio dell'altro giorno, una notizia che richiama un po' questa prima notizia, perché parliamo di un'altra, tra virgolette, "mantide", che il suo debito con la giustizia penale l'ha pagato, ma che, cioè vabbè, insomma, riguarda un caso di cui abbiamo parlato peraltro insieme qui a Radio Libertà. Lady Gucci ha ereditato 20 milioni di euro. Falso il testamento della mamma. Anche lei, Patrizia Gucci, quindi Patrizia Martinelli Reggiani in realtà, oggi 77 anni, nel 95 condannata come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci, anche lei aveva fatto degli errori, anche lei si era rivolta a dei personaggi un po' al limite e anche qui c'era un po' la magia, no, ci sono delle assonanze tra queste 2 storie. Ma sai, la vicenda Gucci l'ho seguita come l'hai seguita tu per tanti anni. Gucci si è sempre dichiarata estranea, sì, certo, quando la signora girava per negozi si sapeva dove doveva essere arruolato
un sicario poteva fare pensare. Poi ha trovato questa batteria, Sì, questa sì, veramente sì, sì, gangherata, sì. veramente al limite proprio dell'improvvisazione, oltre l'improvvisazione. La tesi difensiva portata avanti da Mhm. tutti è stata quella che non ritenevano che il proposito della signora Sì, fosse omicidiario, ma serio. volesse darle. Alcuni, almeno Mm, alcuni componenti, sì. sembra che ha sparato, fosse quello di non fosse serio, non fosse fondato, e lo dico, approfittiamone per spillarle un po' di soldi, ecco, un po' di denaro. Ecco, questa è stata la tesi difensiva, come tu Laura ricorderai, Sì. da parte di alcuni componenti di questo comando estremamente raffazzonato. Però Certamente secondo me la sua personalità non è tanto lontana da quella di Adelma, eh. Cioè, ovviamente siamo a livelli diversi perché vabbè, lei era la moglie di Maurizio Gucci e quindi viveva in un iperuranio, economico di altro tipo, però anche lei era un po' mantide, no, cioè alla fine lei, diciamo monta questo proposito di vendetta un po' nei confronti del marito, perché il marito poi ovviamente già si era lasciato, stava con un'altra donna e anche per motivi economici, perché così avrebbe perso l'eredità, no? Cioè, quindi non è che una componente c'è, poi c'è anche qui la Pina Auriemma, la maga o presunta maga o sedicente maga, quindi ci sono queste, no, sì, similitudini. Pina Uema, che io ho intervistato Sì, l'anno scorso, quando abbiamo celebrato l'anniversario sì. per così dire, abbiamo ricordato l'anniversario dell'omicidio, che è del Mh-mh. 95, ma lei Sì. stessa dice che si disse a me, come disse Mh. all'epoca, che non era assolutamente una ruolatrice di killer, ecco, Sì. si conosceva queste persone, uno che viveva in questo ghetto, e Mh. l'aveva presentato, ma non ha mai creduto alla volontà realmente omicidiaria da Mh. parte di Beh, vabbè. Patrizia. Poi anche qui, Mh. al di là di quello che poi hanno deciso i tribunali all'epoca, vabbè, ecco, Patrizia Reggiani è sempre dato l'idea però di Madonna, a differenza di Adino, ma sostanzialmente con una sua fragilità di fondo, Sì, per cui ecco, c'era il bisogno Sì. della maga che inizia facendo le carte, poi diventa amica, diventa confidente, mentre ecco, Mh. Dilma ha Mh. agito in piena, Mh. diciamo così, autonomia intellettuale, ecco, se mi passi il Beh, termine. possiamo dire che anche dal punto di vista culturale, proprio di cultura, beh, lei viene da un paese, cioè no, può esserci questa differenza tra le 2 dovuta anche alla differenza di cultura del paese da cui si proviene, non tanto culturale di studi, ecco, secondo Ecco, me. certamente, Eh. certo. Mh. Patrizia Reggiani, se vogliamo, è l'espressione di un mondo laico, ecco, dove Sì. i riti esoterici proprio non hanno cittadinanza. Insomma, la matrice del delitto, secondo le sentenze, è doppia, insomma, gelosia femminile e soldi. Per Sì, tutte e parlare 2, molto, infatti, molto infatti, chiaramente. però veniamo quindi alla notizia dell'altro giorno, perché poi è successo che ovviamente c'è stata tutta una vicenda legata non solo all'eredità di Maurizio Gucci, le case, le ville, lo chalet a St. Moritz, eccetera, dato alle figlie, e quindi la lite con le figlie. Poi dopo lei è andata a vivere un periodo con la mamma, quando la mamma ultra novantenne è morta, lì ha avuto un po' di problemi lei con il testamento. Oggi, dopo tanto tempo, è stato dichiarato falso, quindi perché sembra poi che, ci sia un audio registrato dall'allora governante straniera, tale Rita, poi non si sa, ehm
che registrò il vero testamento, e quindi questo testamento che dava un bel gruzzoletto a Patrizia, Allegra e Alessandra, che sono le due figlie di Maurizio Gucci. Quindi diciamo che lei alla fine quello che voleva l'ha avuto, anche se non l'ha avuto del tutto da Gucci, perché poi Gucci l'ha fatto fuori. In qualche modo l'ha fatto fare fuori, questo secondo le sentenze. Commento con una rapidissima battuta, Laura. Si vede che il destino di Patrizia Reggiani era scritto, cioè quello di essere di Piera. Sì, mi sa E di alla sì. fine il destino si è compiuto. Il destino si è compiuto. Tardivamente, se vogliamo, ma si è compiuto. Che poi è strano che, insomma, per chi conosce la storia, poi tutti abbiamo visto anche la serie House of Gucci, vabbè, un po' romanzata, però la storia vera era di fatto che questa ragazza, una bella ragazza, però una ragazza abbastanza normale, di famiglia piccolo borghese, ma non di alta borghesia, fosse stata un po' "montata" tra virgolette ad arte dalla mamma per frequentare ambienti che non le erano normalmente consoni, in modo da cuccare il bel partito. No, questo era successo perché secondo me alla fine lei si era innamorata veramente di Maurizio Gucci, non solo dei suoi soldi. Poi vabbè, il fatto che fosse Maurizio Gucci ovviamente era girato a suo favore, no? Cosa pensi tu? Io penso di sì. Io penso che effettivamente fra i due ci fosse amore. Da quel fatidico, magico incontro, quando si conobbero e lui rimase affascinato dai suoi occhi, dalla somiglianza con la diva del momento, Liz Taylor. Ecco. Però io credo, non voglio fare del psicologismo, ma credo che effettivamente la loro storia sia stata una storia d'amore. Però quando ci sono i soldi, quando c'è l'inquinamento economico, finanziario, però io credo che il punto di partenza fosse quello dell'amore reciproco fra i due, credo. Credo proprio di sì. Allora, insomma, in questa prima parte abbiamo parlato di due storie che vanno un po' parallele, che alla fine gialli non sono stati per tanto tempo perché, per fortuna, in un modo o nell'altro si è riusciti a dare una risposta, perlomeno una verità giuridica, ecco. Vedremo cosa succederà con Adilma Pereira, perché sicuramente ricorrerà in appello dopo le motivazioni della sentenza. Tu eri là, quali umori, o sai insomma quali umori si sono respirati in aula? So che c'è stata una camera di consiglio molto dibattuta perché 12 ore. Beh, certo, Sì, erano anche 12 tanti 12 ore imputati. di camera di consiglio, ma credo che il pensiero di tanti quella notte, pensare a queste famiglie distrutte. Sì, ci sono famiglie, ci sono dei figli, ci sono dei bambini, insomma tu Laura sei mamma di una figlia grande, ma credo che possa capire cosa significa anche sì, perché questi bambini poi hanno perso il padre e la madre. Ecco, perdere il è un padre. bel problema. Io ogni volta che so che il protagonista di Un fatto di nera ha dei figli, sarà forse l'età che mi porta a certi pensamenti. Penso sempre a questo bambino che un giorno andrà a scuola e dovrà affrontare il confronto dei suoi compagni di scuola, di classe. I bambini, senza volerlo, possono anche essere crudeli. Sì, è vero. Per esempio ho saputo, delle figlie di un noto, insomma, ergastolano, che adesso sono grandi, che insomma hanno avuto parecchi problemi per il cognome che portavano e hanno deciso di cambiare cognome addirittura. Posso immaginarlo. Sì.
Sì. Allora, nella seconda parte parliamo invece di una cosa, vabbè, di un giallo, sicuramente, che continua ad essere giallo perché ne parlano tutti, ne parliamo sempre anche noi, però oggi, in particolare, vogliamo parlare della notizia, diciamo del momento della scorsa settimana, che, è la scarcerazione per, motivi, insomma, per affidamento ai servizi sociali, comunque per, termini anche in un certo senso di esecuzione della pena, una cosa, diciamo abbastanza normale, anche se non del tutto normale, di Alberto Stasi. E quindi facciamo un minuto di pausa e poi torniamo a parlare di Garlasco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Quest'estate scopri come essere super. I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso. Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Sei una piccola selvaggia, vero? Non ci siamo ancora presentati. Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi? Fossi in te sarei nervoso. 7 eredi. Chi è il prossimo? Una fortuna. Nessun testimone. Chiamami quando li hai uccisi tutti. Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris. Sai come andrà a finire. Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stamattina è stato notificato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con il quale è stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale a valle dell'udienza di ieri, dove c'è stato anche il parere favorevole della Procura Generale di Milano, per cui stamattina Alberto Stasi ha fatto rientro a Bollate, al carcere di Bollate, per le formalità di rito che doveva espletare, per raccogliere i propri effetti personali e per salutare questi compagni di viaggio, diciamo, che l'hanno accompagnato in questi 10 anni e mezzo, ivi compresi ovviamente i professionisti del carcere di Bollate, che tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare per la loro estrema professionalità, a partire dal direttore, passando per l'area educativa e naturalmente per la polizia penitenziaria. È tornato a casa, non tornerà a Garlasco a vivere, ovviamente, benché non abbia alcuna restrizione per andare a Garlasco e in generale per muoversi all'interno della regione Lombardia. Sono, diciamo, le prescrizioni standard di tutti coloro i quali hanno un affidamento in prova, per cui non c'è niente di diverso, di particolare rispetto alla misura. Allora, abbiamo sentito la voce dell'avvocato Giada Bocellari, l'avvocato storico di Alberto Stasi, che appunto dava la notizia della scarcerazione dopo la decisione alla chetichella, diciamo la verità, perché nessuno sapeva niente di quest'udienza segreta, di affidamento del Tribunale di Sorveglianza, di affidamento ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ha scontato 10 anni e 6 mesi, a cui mancano da scontare ancora circa 2 anni e mezzo. Lo farà in un appartamento che ha preso in affitto nell'Interland milanese, non lo farà a casa, continuerà a lavorare in questa società dove lavora oggi come, insomma, nell'ambito dell'amministrazione,
essendo laureato in economia, però di fatto Gabriele io ho scoperto che si è laureato anche in giurisprudenza, perché ho conosciuto un professore che le ha fatto un esame e m'ha detto che si è anche laureato in giurisprudenza in carcere, non lo sapevamo, però giustamente ha voluto insomma farlo. È un provvedimento che ovviamente non era dovuto, però è molto interessante quello che dicono i magistrati. Dicono: "Ha percorso tutte le vie che l'ordinamento consente per dimostrare la propria innocenza. D'altro lato, il condannato ha dimostrato equilibrio, doti di resilienza nel fronteggiare l'emotività, che ha certamente provocato la riapertura dell'indagine, così come l'eccezionale e del tutto inusitata esposizione mediatica che essa ha suscitato". E poi dicono ancora che, ha perseguito senza sbavature la misura alternativa concessagli, perché gli era stato appunto anche tra l'altro fatto divieto di fare interviste e non l'ha mai fatto. Poi, dicono che tra l'altro l'adattamento alla detenzione è stato costante, diciamo dal punto di vista psicologico, pur nell'imbarazzo dell'inizio è stato collaborativo e soprattutto ha avuto sempre, sempre rispetto, ma soprattutto sofferenza nei confronti della vittima, oltre al fatto che sta pagando il risarcimento. Empatia e sofferenza verso la vittima, dicono i giudici. Gabriele, tutto il contrario della narrazione che abbiamo avuto di Alberto Stasi e in cui molti di noi, tra cui io, erano caduti. Mi sono dovuta rivedere, lo dico pubblicamente, faccio ammenda. Adesso sono sempre più convinta che mi sa che Alberto c'aveva ragione. Insomma ha colto parecchi di sorpresa questo provvedimento perché non si sapeva niente di quest'udienza. Sì, d'accordo sulla sorpresa, ma tu stessa mi stavi in un certo senso anticipando. Ecco, perché è una cosa che mi è dispiaciuta, ma proprio per chi cerca di fare informazioni, che ho sentito parlare di atto dovuto, di automatismo. No, non è così, non è vero. Certo, Alberto Stasi ha un residuo di pena inferiore ai 4 anni, però se non avesse tenuto un comportamento ineccepibile sia durante la detenzione intramuraria sia durante la semilibertà, se non avesse avuto delle relazioni favorevoli da parte degli operatori del carcere, che come ricordavi tu hanno sottolineato l'accettazione della pena pur continuando a proclamare la sua innocenza, se non avesse risarcito la parte offesa, ecco, se non avesse tenuto tutta una serie di comportamenti, molti li hai già ricordati tu, Laura, l'affidamento ai servizi sociali se lo sognava. Sì. Okay? Sì, perché no, Questo è giusto dirlo. è vero, perché ci sono tanti detenuti, diciamolo, tantissimi detenuti che chiedono l'articolo 21, si chiama appunto così, e però lo ottengono dopo tanti anni, cioè non è che sia proprio automatico dovuto per tutti. Appunto, questo l'affidamento Alberto Stasi, al di là di quello che uno può pensare su di lui e sul suo eventuale futuro, e questo affidamento se l'è guadagnato, se l'è conquistato. Beh, io credo che sia queste parole dei giudici sono veramente incredibili, perché dicono dicono: "Gli elementi evidenziati dagli operatori concorrono nel delineare un percorso trattamentale che può sfociare nell'avvio di pieno inserimento nel tessuto sociale, in considerazione della progressione trattamentale fondata sull'accettazione della condanna, nonostante la posizione negatoria circa la sua responsabilità". Questo lo dico perché anche tu, credo Gabriele, lo diciamo a tutti coloro che in questi anni hanno detto: ma se non ha mai sbraitato, sarà colpevole per quello". Cioè non è che uno si deve mettere a sbraitare: sono innocente dalla mattina alla sera". Lui l'ha fatto in altri modi, di cercare di
avere la revisione, poi per 2 volte è stata rigettata. Adesso vediamo, questa è la cartuccia, come dice l'avvocato, l'ultima cartuccia che abbiamo, perché lui c'è anche un percorso parallelo che è quello verso la revisione, quindi non c'è mai stata un'accettazione, cioè lui non ha mai detto io sono colpevole, ma c'è stata un'accettazione responsabile della condanna. Assolutamente. E questo secondo me, no? Della condanna, della detenzione legata alla condanna, pur, ripetiamola ancora, ribadendo ogni volta che ha potuto farlo, ribadendo la sua assoluta innocenza. Poi uno Certo. può pensare come vuole, ma le parole del giudice della sorveglianza sono estremamente emblematiche. Si parla chiaramente, come ricordavi tu, di una persona pronta, insomma, al ritorno in società. Sì. Invece, diciamo, d'altro canto ci sono stati anche, perché questo dobbiamo dirlo, contemporaneamente degli entusiasmi un po' facili, però poi vabbè, si può capire, perché c'è tutto un fronte, insomma, di gente comune, parlo prevalentemente di gente comune, che ha pensato che potesse essere connessa questa cosa, cioè questa notizia con la revisione. Allora, secondo me è connessa nel momento in cui a dare un parere positivo comunque è stata la procura generale, e non è dovuto e non è frequente la procura generale, che è la stessa che sta studiando gli atti per l'eventuale revisione. Cioè è connessa in questo senso, ma non che è connessa, questo voglio dire. Ecco, questo parere può aver pesato, però poi le due cose, vanno parallele, ecco, non sono coincidenti, giusto? Sì, questo ultimo evento nella vita di Alberto Stari è un evento che ha seguito un suo percorso, che ha una sua autonomia. Certo, può essere significativo che la Procura Generale, che è quella che sta studiando, e sarà uno studio lungo, adesso una procuratrice anni, abbia dato un parere favorevole, sì, certo, ha il suo significato, però il discorso affidamento ai servizi sociali è del tutto autonomo. Poi capisco anche che ci possa essere stata una confusione dell'entusiasmo, però dobbiamo chiarire le cose come stanno. Cioè l'autonomia di questo affidamento, di questo percorso che ha portato Alberto Stardi all'affidamento in prova ai servizi sociali. È un percorso a parte. Sì. Senti, vabbè, in questo momento abbiamo avuto una notizia, a dire il vero io lo sapevo da un po', però appunto non avevo la certezza, ma è stata data la certezza dall'avvocato. È una notizia che fa male perché, insomma, la mamma di Andrea Sempio è ricoverata in ospedale per, sembra, un'overdose di farmaci. Adesso non sappiamo se, è un incidente o insomma, vabbè, insomma quello che è. Ovviamente sono dati sensibili, però è stato confermato dall'avvocato, per quello io lo dico. Una sofferenza, insomma, qui qualcuno aveva detto, quando è stata riaperta questa inchiesta, in realtà l'aveva detto l'avvocato De Rensis, che avrebbero sofferto 3 famiglie, barra 4, diciamo 3. E quindi una, la famiglia di Alberto, che diciamo in questo momento magari è quella che forse sta vivendo il momento più sereno, perché Alberto ha potuto, cioè può pranzare con la mamma quando vuole, la può anche se non vuole andare a Garlasco, però è lei che magari si muove per andare a trovarlo. Poi c'è la famiglia di Chiara, che non accetta questa nuova indagine, non accetta che ci sia un nuovo indagato, rimane nelle sue convinzioni e quindi accetta però nello stesso tempo la decorrenza appunto di questi termini da parte di Alberto. E poi c'è, la famiglia dell'indagato, che sta vivendo l'inferno più grande secondo me, perché poi, qui è tutto un macello. Ecco, questa mamma, che già non si era sentita bene una volta, adesso, sembra sia di nuovo crollata. Come vedi tu invece lui, Andrea Sempio? È stato mostrato, in televisione. Io dico, non so se
è stata proprio una grande idea, io non l'avrei, vabbè. Il non interrogatorio, quello del 6 maggio, quando lui sente sciorinare davanti a sé dal PM Stefano Civardi tutti i punti dell'accusa nei suoi confronti, e sono 21 e sono pesanti. Lui come ti è sembrato in quel video? Non so se l'hai visto. Beh, penso di sì, l'hanno l'ho fatto vedere tutte le visto, televisioni. ma guarda, non mi è sembrato molto diverso da quello che possono rendere le immagini televisive, molto diverso dall'immagine che Andrea Sempi ha dato dalle numerose interviste che ha rilasciato da quando si è trovato. Beh, quella non era un'intervista, Gabriele. Le interviste erano concordate, le domande e le risposte. Quella no, quella no. Però mi pare che mantenga una plomb di calma, Dici? di correttezza. Poi possiamo aprire una finestra sul fatto che queste immagini arrivino alle televisioni. Anche di Alberto, perché è stata mostrata, e anche di Marco, di tutti e tre. E anche di altre vicende, Laura. Sì. Vicende. Beh, è sempre successo, adesso non è che ci nascondiamo dietro un dito. Non è che ci nascondiamo dietro un dito, dai, sono sempre successi. Adesso stanno gridando tutti al grande scandalo. Ma come fa? Ma è sempre successo, cioè dal primo delitto Murray 1905, il processo mediatico. No? Cioè, voglio dire, I discendenti dei Murri credo che ringrazino che non ci fossero le televisioni all'epoca. Veramente, ma poi ne abbiamo parlato di Rina Forte, ti ricordi quando abbiamo parlato di Rina Forte? Gli articoli di Buzzati sul Corriere. Facciamo della fanta giudiziaria, pensa a un caso Murri oggi bellissimo, bellissimo. Noi governisti ce lo augureremmo. Vabbè. Però, I have a dream. Beh, ad Elma non era tanto diverso, però vabbè. Accontentiamoci. Sì. No, però a parte gli scherzi, no, a me invece è sembrato un po' più teso rispetto può essere. Non lo so. Io non so, cioè, allora, io ultimamente ho intervistato, non so se hai avuto modo, sul mio canale YouTube, il medico, cioè paleontologo, antropologo, biologo, ce le ha tutte lui, è uno dei 30 scienziati più insigni a livello mondiale per la rivista Forbes ed è italiano, cioè adesso è in un'università in Polonia ma torna in Italia presto, e Francesco Galassi, che mi ha spiegato bene la consulenza Cattaneo, e in pratica mi ha spiegato come sia assolutamente scientificamente accertato al 200% che le misure antropometriche collegate alle ferite da difesa passiva, importantissime, non repertate ma solo fotografate da Ballardini, quindi mai valorizzate, contestuali peraltro all'aplotipo sulle mani, e poi ci sono ferite anche sulle caviglie, quindi da sicuramente difesa passiva, ma soprattutto le misure antropometriche legate poi alla 33 anche incastrano l'attuale indagato sulla scena, ma proprio lo incastrano scientificamente, e questo l'ha detto tra l'altro un professionista che è sempre stato dall'altra parte, non ha mai, cioè inizialmente è partito con Stasi colpevole, quindi davanti all'evidenza scientifica si è dovuto arrendere anche lui, per cui veramente secondo me, per quelli che dicono che la pistola fumante non c'è, non lo so se non c'è. Tu che ne dici? Ma sai, il dottor Ballardini, che qui l'autopsia sul corpo della povera Chiara lavorò
punto sul corpo ed escluse che abrasioni ed ecchimosi fossero fossero lesioni da difesa. Le attribuì a caduta, sbattimento non può essere del così. corpo. Lui spiega come non può essere così. La dottoressa Cattaneo ha rivoluzionato questo, ma aggiungerei anche, ma proprio a titolo di puramente informativo, non è sicuramente una cosa che tu, Laura, ignori, che a suo tempo i RIS ripulirono con dei normali controfloc le unghie della vittima e non trovarono frammenti epiteliali o altro. Ma questo sicuramente non vuol dire, anche perché bisogna fare questo dissero, io a questo punto non ci credo più. Difesa attiva e difesa passiva. Mi pare che l'orientamento... No, difesa passiva è un'altra cosa, sì, infatti. Sia quella di una difesa non offensiva, ma di difesa passiva. Sì, ecco, sì, difesa passiva da parte della povera Chiara. Poi possiamo aprire il dibattito teorico su quello che è la consulenza della procura, quindi dell'accusa, ma la procura è anche lo Stato, neanche lo Stato italiano. Infatti quello che dico anch'io. La prova contraria. Infatti. Quindi non mi sento di liquidare la consulenza della Cattaneo come appunto consulenza di parte, lo è certamente, ma ha anche un indice probatorio. Poi si può essere, io personalmente ho delle più che delle riserve o dei pensieri, ecco, e vorrei riuscire col tempo a farmi una mia opinione che non mi sono ancora fatta, però è un contributo assolutamente importante. E aggiungiamo e concludo che secondo questa ricostruzione l'azione micidiale durò fra i 15 e i 20 minuti e quindi quel lasso di tempo attribuito a Stasi dalla sentenza che ne sancì la condanna, 23 minuti, quei famosi 23 minuti diventano quello che penso un po' tutti abbiamo pensato in questi anni, un margine di tempo troppo esiguo. Certo, staremo a vedere. Io credo che però, da quello che ho potuto leggere io, perché sto leggendo tantissimi atti e molti sono molto complicati, e poi sto ascoltando tante intercettazioni, diciamo, e l'incrocio, io vedo un quadro molto diverso da quello dei famosi 7 indizi traballanti. Diciamo, vedo un quadro molto più unitario, ecco, proprio in cui si incastrano l'uno con l'altro gli elementi, però ripeto, poi alla fine dobbiamo essere garantisti e fino alla fine aspetteremo. Tra l'altro, voglio dire, comunque l'indagine sta continuando, probabilmente su altri fronti. Vi confermo, oltre alla consulenza psichiatrica disposta con questo, tra l'altro, luminare veramente, professor Roberto Catanesi, sempre dalla procura, che cioè l'indagine si dovrebbe concludere per il 28 settembre, per cui vediamo cosa ci sarà ancora. Io sono certa, ma sono certissima perché ho fatto il confronto tra quello che ho e quello che c'è scritto nell'informativa e manca tantissimo. Chissà, probabilmente ci sono anche delle cartucce che la procura si tiene e che poi tirerà fuori all'ultimo. Qual è la tua sensazione? Ma può essere questo delle cartucce segrete, non pensiamo in tanti e da tanto tempo. Mi chiedo perché non siano ancora state sparate e come siano state acquisite, oltre a chiederci ovviamente cosa sono. Sì, però sta continuando adesso ancora l'indagine, cioè l'indagine proprio sta continuando ancora. Io credo che loro abbiano blindato la posizione di Sempio in questo momento, però stanno lavorando su qualcos'altro.
magari un contorno. Vediamo. Vediamo, sì. Di fatto resta un giallo, oh, ragazzi. Questo resta un giallo a questo punto. Per tanti no, però mi sa che invece sì. Lo è sicuramente. Poi nessuno di noi cronisti pretende di avere la verità in tasca. Noi seguiamo i fatti e cerchiamo di raccontarli nella maniera più obiettiva e più laica possibile. Ma sì, certo, stiamo a vedere, quindi certo c'è da chiedersi, almeno a livello genetico per esempio, che se ne dica, però alla mia domanda, anche i consulenti della difesa gli ho chiesto: "Ma perché non c'è il DNA a 'sto punto?" Cioè la domanda più, tra virgolette, "stupida", perché non c'è il DNA di Alberto, che è stato teoricamente l'ultima persona che lei ha visto sulle mani? Cioè insomma si saranno fatti un grattino, abbracciati, dati niente. E c'è, questo aplotipo, in un punto cruciale che coincide appunto con le ferite da difesa. Sì, ma in effetti io direi che dopo tanto tempo e tanta pioggia di notizie vere, non vere, fake, di super testimoni che assomigliavano a super testimoni come io somiglio a Superman, di armi del delitto rintracciate nei canali, poi si scopre che servivano per il barrio. Dobbiamo essere tutti molto concreti. E i punti concreti sono il DNA che riporta indubitabilmente assente sulle due umilichiate e la traccia 33. Sì. Poi ci sarà altro. Sì, sono d'accordo. Uno sforzo di tutti di concretezza. Beh, un po' di movente pure abbastanza concreto, perché facendo veramente un grosso lavoro di chiarezza, di sintesi e di stralcio con quello che non c'entra niente in un'inchiesta già molto complessa e molto aggrovigliata. Sì, molto aggrovigliata. Comunque, forse, l'ultima, annotazione è un'eccessiva, presenza televisiva? Ma sai, perché Però è normale, è sempre successo. Televisiva, mediatica, credo che sia un dato innegabile. Però ecco, la domanda che io mi faccio spesso, da tempo, è se le trasmissioni televisive impongono l'attenzione al pubblico o se invece recepiscono un desiderio del pubblico, della gente di essere informati, e dovendo scegliere propendo per questa seconda. Anch'io devo dire la verità, perché questo programma è nato per raccontare casi vecchi, magari storici, e avremmo voluto farlo insieme tante volte, però poi alla fine la gente me lo chiede, cioè mi chiede di parlare di Garlasco, e così anche nel mio canale YouTube. Io sto cercando di parlare anche di altri casi, possibilmente gialli magari, che non sono risolti, però alla fine. E questo è successo anche per altre storie, perché è successo con Cogne, è successo con Avetrana, è successo con Iara, è successo con Erba, però così tanto forse mai, ma perché probabilmente è una questione di giustizia, insomma la possibilità che questo ragazzo davvero sia innocente, sia stato in carcere per nulla, per degli errori anche, così un po' grossolani a volte all'inizio, e poi un nuovo indagato parallelamente. Insomma, ci sono degli ingredienti che lo differenziano da altri casi obiettivamente. Sì, soprattutto il pensiero, l'ipotesi, io mi fermo alla definizione di pensiero, l'ipotesi che ci possa essere un innocente in carcere da 10 anni. Questo sicuramente è stata la leva emotiva e anche la leva dell'interesse popolare per questa vicenda. Interesse che non ha eguali nei tanti casi di cronaca che tu stessa hai citato. No, infatti. E vabbè, allora a questo punto oggi è mercoledì e stasera riprende Zona Bianca
visto che ci troviamo con Giuseppe Brindisi. Poi ci sono stati anche dei gossip, cambiamenti. Milo Infante, che da vice direttore delle news della Rai va a Mediaset, di tutto, c'è il Toto presentatore, gli agenti che seguono gli opinionisti, cioè c'è veramente di tutto in questa storia. Le false talpe, gli avvocati querelati, pure io querelata, però non sono un avvocato, ma è normale. Io da Marco Poggi, quindi ho vinto questa cosa. E insomma, i contorni sono tantissimi. Ci proveremo a raccontarli, dai. Beh, insomma, siamo in un labirinto. Siamo in un labirinto. Io aspetto sempre una Rihanna che li porti fuori con il suo filo. È vero, che non sia come Adelma, ma non come Adelma, mi raccomando. Che sia Parabiago, non è che incontri un'altra Dilma Parabiago. Speriamo di no. Grazie a tutti, grazie Gabriele. Un sorriso e lo dividiamo con chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie a te Laura e grazie alle amiche e agli amici che come sempre ci seguono, e un buon pomeriggio a tutti. Grazie e a mercoledì prossimo. Ciao. Avete ascoltato Giallo Radio Club.